coordinerà i lavori l'avvocato Massimo Tirelli dello studio legale Tirelli e Bissa di Verona, esperto del diritto del lavoro e della previdenza sociale di per sé, il massimo esperto utilizzato anche quando la CISL deve tutelare le lavoratrici e i lavoratori e con grande sempre soddisfazione per i risultati e quindi un grande amico della CISL. Poi abbiamo il professor Marco Lai, responsabile del Centro Studi Nazionale della CISL a Firenze, dell'area giuslavorista, un grande amico di tutti noi guaglioni della CISL, perché insomma ti abbiamo avuto come nostro faro da quando eravamo ragazzini e continuiamo appunto ancora ad avere bisogno estremo di te ogni qualvolta appunto la situazione si fa difficile, perché appunto tu il tuo titolo di professore te lo sei conquistato nell'essere docente di diritto della sicurezza del lavoro, dove appunto eserciti all'Università di Firenze la tua professione. E quindi insomma sempre a favore dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici. Abbiamo con noi, e lo ringrazio di essere con noi, anche il dottor Luciano Romeo, già professore associato di medicina del lavoro all'Università di Padova e medico del lavoro e pertanto un nostro grandissimo alleato appunto che oggi insieme a noi affronta questo tema che per il sindacato è abbastanza nuovo, non che non lo fosse stato in passato, perché uno dei problemi che il sindacato ha dovuto affrontare alla nascita era proprio legato alle condizioni ovviamente di salute dei lavoratori. Così come appunto anche delle vaccinazioni che ricordo erano obbligatorie insomma fino a qualche decennio fa, alcune le sono ancora, ma in maniera molto più diffusa fino ad allora per diverse categorie di lavoratori. E poi via via appunto i vaccini hanno fatto il loro effetto e pertanto non c'è stata più la necessità di andare a vaccinare le giovani generazioni, no? Perché le precedenti avevano fatto il loro lavoro responsabilmente. Oggi ci troviamo a dover rispolverare tutto quello che la norma, appunto messa un po' in soffitta rispetto alle vaccinazioni all'interno del mondo del lavoro, deve dare ovviamente risposte in questa fase, coscienti tutti, perché è ovvio che dove non arriva il buonsenso e dove non arrivano le norme bisognerà che intervenga una legge, tant'è vero che se vi ricordate, lo ricordo, Anna Maria Furlan, nostro segretario generale, insomma fino a qualche settimana fa, da subito aveva chiesto al governo di intervenire se fosse necessario con una legge. Però riteniamo anche appunto che la legge debba intervenire nel momento in cui i comportamenti non sono sufficientemente responsabili per raggiungere gli obiettivi. Oggi io ritengo che la strada che abbiamo intrapreso appunto è quella di agire il più responsabilmente possibile proprio per raggiungere questi obiettivi senza un intervento ulteriore ovviamente di obbligo legislativo, ma invece attraverso però le norme che abbiamo, chiarire i comportamenti che oggi appunto i lavoratori in massa saranno chiamati ovviamente a rispondere, perché abbiamo già nella prima fase avuto diversi lavoratori e lavoratrici e nella seconda la maglia è stata, che è la fase di cui oggi appunto stiamo attuando, lavoratori che comunque insomma perlomeno qua in Veneto i dati ci dicono che si sono comportati alla stragrande maggioranza responsabilmente. Quindi questo percorso deve continuare e ovviamente chi è chiamato come i nostri delegati e le nostre delegate o i responsabili della sicurezza all'interno delle aziende a dare delle risposte appunto lasciamo a loro adesso tutto il tempo necessario per avere quelle risposte che oggi appunto siamo tutti chiamati a dover trasformare in comportamenti responsabili e corretti, perché poi appunto come ben sappiamo
Il nostro lavoro è sempre quello di motivare appunto il più possibile le nostre scelte, e quando appunto la nostra scelta è stata quella di vacciniamo il lavoro in Veneto, adesso dobbiamo fare tutto lo sforzo necessario per motivarla in maniera più pertinente possibile. Per cui vi ringrazio tutti, do la parola all'avvocato Massimo Tirelli per la conduzione della giornata. Buon proseguimento a tutti quanti. Allora, intanto grazie a tutti e tutte per la pazienza con cui vorrete seguire i nostri lavori. Grazie Cinzia per l'introduzione che ha inquadrato perfettamente la questione, perché comincia a essere una questione un po' scottante sul territorio. Prima di introdurre i nostri due relatori, che sono assolutamente ben più preparati di me nell'inquadrare le due questioni grandi che abbiamo di fronte, cioè l'intervento tecnico, il professor Romeo, e l'intervento giuridico più specifico, il professor Lai, volevo parlarvi di questioni molto più concrete. Io ce le ho sul tavolo, no? Beh, la prima, che forse avrete letto sui giornali, l'ospedale San Martino di Genova, una infermiera tra quelle che si erano rifiutate di assumere il vaccino è rimasta contagiata. Problema. È un rischio quindi elettivo, come sembrerebbe anche da alcune ipotesi dell'INAIL, oppure è un rischio invece che questa ha voluto correre a discapito dell'eventuale processo di contagio verso l'esterno che poteva avere con un comportamento di questo tipo? Non è obbligatorio ancora vaccinarsi, ma da questo caso, proprio stamattina il governatore della Liguria si è fatto l'autore di una richiesta al governo di introdurre un'obbligatorietà delle vaccinazioni in alcune professioni. Seconda questione, io seguo da molti anni il terzo settore e seguo una serie di cooperative sociali che si occupano di disagio e che gestiscono servizi assistenziali e sussidiari della regione del Veneto. In particolare ho un caso relativo a una RSA in cui su 14 operatori 6 non intendono vaccinarsi. 2 settimane fa non si sono vaccinati. Che fare a questo punto? Ovviamente la prima cosa da fare è un'opera di convenzione, cioè ragionare tramite l'aiuto anche del medico competente, che è fondamentale, per poter trovare una soluzione che non preveda un intervento, diciamo, coercitivo da parte del datore di lavoro, o che si ponga il problema di destinare uno o più di queste persone ad altre mansioni, se esistono, a un eventuale trasferimento, se possibile, oppure quantomeno a una sospensione del rapporto di lavoro. Vediamo che succederà, ma ve lo pongo come problema. Il professor Lai sicuramente sarà molto esaustivo nel spiegarvi perché anche negli studiosi che ci sono del diritto e di questa particolare questione c'è un notevole contrasto. Abbiamo delle norme che vi rileggo velocemente, ma solo per ricordarle a tutti prima che ci ragioniamo sopra, che sono estremamente chiare, ma come sempre abbisognano di una traduzione di tipo giurisprudenziale o comunque da parte di coloro che sul territorio, come possono essere in particolare gli operatori sindacali, debbono affrontare concretamente il problema. Articolo 32 della Costituzione, che troverete citato più volte su questi argomenti. Primo comma ci dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interiezione
interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi c'è un interesse individuale che si sposa con un interesse collettivo. Ma il secondo comma ci dice: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Altra norma che troverete sempre citata, soprattutto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, che sono i rischi relativi al contagio sul posto di lavoro. Il 2087 del Codice Civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quindi abbiamo un imprenditore che, come sempre, prima e dopo anche il testo unico sugli infortuni, ha quest'obbligo di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, anzi, diciamola ben tutta, perché il testo unico è molto chiaro sul punto, dei propri collaboratori, cioè di tutte le persone che inferiscono all'attività imprenditoriale. Detto questo, prima di passare la parola a Marco, cito solo 2 o 3 norme relativamente al fatto che su questo punto ci sono moltissime norme che possono essere applicate, ma in particolare l'articolo 20 del testo unico, l'obbligo del lavoratore di collaborare con il datore di lavoro per ridurre il rischio. Come si sposa tutto questo con il fatto che io posso scegliere o no di vaccinarmi? In particolare in un RSA dove abbiamo tutte persone fragili tra gli utenti e magari non ho la possibilità di spostarti da un'altra parte? L'articolo 15, sempre del testo unico, obbligo del datore di lavoro di diminuire il rischio, protocolli, DPI, ma anche di eliminare il rischio. Come si sposa tutto questo col fatto che io costruisco un sistema di lavoro che preveda il fatto che tu sia libero di decidere se vaccinarti o meno quando so che è l'unico sistema per eliminare quel particolare rischio? Parliamo soprattutto in situazioni con grande rischio di tipo sanitario. Ma non solo, perché non a caso, ce lo spiegherà probabilmente meglio Marco, ma l'INAIL riconosce il principio di riconoscimento automatico del contagio non solo per chi lavora nel comparto sanitario, ma per tutta una serie di altre figure che sono ritenute particolarmente a rischio. Mi fermo qua perché credo che abbiamo bisogno di una parola in più rispetto ai dubbi che vi ho sciorinato sul tavolo. Do la parola quindi a Marco Lai e vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, grazie a tutti, grazie a Massimo Tirelli, e mi fa molto piacere essere qui e dare possibilmente un contributo di chiarezza. Allora, fermo restando che l'argomento è molto delicato e appunto deve essere preso con la dovuta appunto decisione, ma anche chiarezza. Allora, il punto è indubbiamente stiamo combattendo una guerra e al momento l'unico strumento che abbiamo è la vaccinazione rispetto a questa guerra. Quindi indubbiamente la vaccinazione costituisce un obbligo morale, cioè il fatto di essere partecipi di una comunità. La domanda è se a questo obbligo morale corrisponde anche un obbligo giuridico. Ecco perché occorre essere anche chiari con le persone, nel senso che Massimo Tirelli ha già in qualche modo
richiamato le principali norme di riferimento, e quella da cui dobbiamo partire, che è l'articolo 32 della Costituzione, che da un lato nel comma 1, lo ricordava, prevede il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo, nonché interesse della collettività, quindi con un bilanciamento tra profilo individuale e profilo collettivo. Ecco, una cosa che forse occorrerebbe richiamare in questo momento, che il diritto alla salute è riconosciuto come diritto fondamentale, e questo significa anche preminente rispetto a altri diritti dell'ordinamento, pur previsti nella Costituzione. Non dimentichiamoci che non tutti i diritti costituzionali sono affermati come diritti fondamentali. Ecco, questo è un profilo che merita attenzione. E dall'altro lato però c'è il comma 2 dell'articolo 32 che è stato citato, per cui nessuno può essere sottoposto a, è bene utilizzare bene le parole, trattamento sanitario, a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Allora, il punto è, questa disposizione di legge esiste oppure no? Oppure è necessaria una disposizione di legge? Allora, qui la dottrina, un pochino anche autorevolissima, appunto, si è pronunciata, secondo me, in maniera un pochino sportiva nei primi giorni del gennaio 2021, per poi ritornare un po' sui suoi passi. Allora, primo, non citerò gli autori, però possiamo poi, se volete, precisarli. Allora, secondo un primo orientamento, proprio la norma di legge, in qualche modo, che darebbe attuazione all'articolo 32,2 sarebbe proprio il 2087 del Codice Civile, che è stato presentato prima da Massimo Tirelli. Come posso dire? Non mi convince tale interpretazione, perché il 2087 è un obbligo, prevede appunto, prevede un obbligo di sicurezza che ha una portata generale, mentre la riserva di legge, che è posta dall'articolo 32,2 della Costituzione, necessita di una disposizione specifica che imponga l'obbligo di vaccinazione. Quindi, a mio avviso, non si può ricavare dalla norma generale del 2087 uno specifico obbligo di vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Perché, appunto, anche in passato ci sono stati degli obblighi di vaccinazione contro sull'antitetanica, contro la tubercolosi, ma occorre una legge specifica, esplicita, non generica o generale, qual è il riferimento al 2087. Quindi, per questo motivo, non mi pare convincente chi ritiene che la norma attuativa sia il 2087. Non mi pare convincente neanche il richiamo a un'altra norma che non è stata citata, che è l'articolo 279,2 lettera A del decreto 81, che rispetto ai rischi biologici, a parte che si tratta di attività professionali che sono esposti ai rischi biologici, parla dell'obbligo di messa a disposizione di vaccini. Allora, una cosa è la messa a disposizione, altra cosa è l'obbligo di vaccinazione. Quindi, fermo restando che il testo letterale è assolutamente diverso, si potrebbe poi discutere se da questa norma, che è inserita nel titolo 10, cioè sui rischi da agenti biologici che comportano però dei rischi professionali da agenti biologici, se ne possa ricavare un obbligo di carattere generale. Quindi anche questa seconda interpretazione, che è stata avanzata da un'autorevolissima dottrina, non mi pare convincente a dare attuazione all'articolo 32,2 della Costituzione. Peraltro anche l'articolo 20 del decreto 81, che pone obblighi a carico del lavoratore, prevede che in particolare la norma, oltre a quello di appunto diciamo collaborare con il datore di lavoro, ma nell'esistenza di questa riserva di legge che c'è nell'articolo 32,2, ma la norma che può venire in campo è l'articolo 20,2 lettera I, che pone tra gli obblighi del lavoratore quello di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente. Però anche qui i termini sono molto importanti. Una cosa è un trattamento sanitario, quale la vaccinazione, altra cosa è il controllo sanitario. Sono due concetti diversi.
Quindi a mio avviso non si può ricavare neanche dall'articolo 20 questo obbligo generale che dà attuazione alla riserva di legge, che peraltro è una riserva di legge assoluta a mio avviso e di carattere statale, perché ci sono state pronunce anche recenti, Corte Costituzionale numero 4 del 2021, per cui questa riserva di legge che c'è nell'articolo 32,2 è una riserva di legge statale e non mi pare al momento convincente i richiami che la dottrina ha fatto su questo punto. Quindi quelle norme 2087, 279 e l'articolo 20 non mi paiono sufficienti a dire che già esiste un obbligo di legge per la vaccinazione da Covid. Detto questo, si può non essere d'accordo, però così stanno le cose da un punto di vista giuridico. Rispetto al lavoratore che non vuole farci vaccinare, questo suo rifiuto di vaccinazione ha nessuna conseguenza sul rapporto di lavoro? Questo è un altro profilo. Quindi fermo restando che non c'è al momento, si potrebbe dire anche purtroppo, ma così stanno le cose, un obbligo di vaccinazione. Il lavoratore che non vuole farsi vaccinare, che cosa, appunto, quali sono le conseguenze sul rapporto di lavoro? Questo è il punto. Anche perché tutti i lavori non sono uguali. Ci sono dei lavori che comportano dei rischi maggiori. Chi lavora in un ospedale, chi lavora in una casa di riposo, come è stato fatto, espone con questo suo atteggiamento anche altri lavoratori, se stesso, ma anche i pazienti, a rischi da contagio. E allora quali sono le conseguenze? E vengo al secondo punto. Quindi, cerchiamo di essere ordinati. Prima ricognizione. Fermo restando che non esiste, a mio avviso, un obbligo di legge che dà attuazione all'articolo 32,2 rispetto all'obbligo di vaccinazione. Quindi è possibile che il lavoratore decida di non farsi vaccinare. A che cosa va incontro? Può andare incontro il lavoratore? Questo è il punto. Ecco. Allora, qui c'è un ragionamento molto importante da fare che chiama in ballo il ruolo fondamentale del medico competente. Allora, innanzitutto partiamo da un profilo. Cerco di essere rapido perché non voglio parlare solo io e anche i tempi sono quelli che sono. Allora, a mio avviso, anche questo è un contrasto che c'è stato l'anno scorso, appunto, nel senso che l'obbligo principale a carico del datore di lavoro è l'obbligo della valutazione dei rischi. Questa valutazione dei rischi però deve essere anche aggiornata. Il DVR deve essere aggiornato. E chi partecipa all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi? Beh, indubbiamente non è una cosa che riguarda soltanto l'RSPP, ma anche il medico competente quindi RSPP, cioè responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, partecipano alla valutazione dei rischi e anche al suo aggiornamento. Allora, dal momento che siamo in presenza di un rischio ulteriore, il rischio da pandemia, da Covid, che riguarda tutti i luoghi di lavoro, il documento di valutazione dei rischi deve tener conto di questo profilo oppure no? È stata divisa anche la dottrina e anche gli operatori, appunto, diciamo, delle singole regioni rispetto a questo. Quantomeno mi pare che se non un vero e proprio aggiornamento, un'integrazione del DVR su questo punto, alla luce della pandemia negli ambienti di lavoro, sia quantomeno necessaria. Allora, se nell'integrazione del DVR per determinate attività lavorative, determinate mansioni, si ritiene che l'obbligo di vaccinazione sia una misura di prevenzione e protezione, ecco, allora il lavoratore può dire che si rifiuta la vaccinazione, ma la conseguenza è che il medico competente, valutata la mansione specifica, valutato appunto lo stato di salute del lavoratore, può emettere anche un giudizio di inidoneità del lavoratore a quella mansione. Questo sia ai sensi del 279, prima citato, sia più in generale ai sensi dell'articolo 42 del decreto 81 del 2008. E allora, quali sono le conseguenze di questa inodoneità? Inodoneità significa che tu a svolgere quella mansione che espone a rischio altri pazienti o altri lavoratori, tu
non sei idoneo. Questo rientra tra le prerogative del medico competente. E allora quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono un po' quelle che diceva prima Massimo Tirelli, e cioè, appunto, prima occorre verificare se il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni, anche inferiori, ove possibile, perché l'articolo 42 parla di ove possibile. E qui ricordo che c'è l'obbligo del datore di lavoro, è l'obbligo di cercare nuove mansioni, ma non l'obbligo di creare nuove mansioni. Questo è un aspetto importante. Quindi il primo punto è vedere se ci sono altre mansioni. Altro profilo, laddove non ci siano altre mansioni, occorre capire quelle mansioni possono essere svolte necessariamente in presenza, come molte volte è, oppure possono essere svolte anche a distanza. Si possono utilizzare ferie, permessi, perché l'altro profilo, l'altra prospettiva è la sospensione del rapporto di lavoro. E qui il punto centrale, questa sospensione del rapporto di lavoro, nel senso che ci può essere una inidoneità temporanea, è una sospensione con retribuzione o senza retribuzione? Questo è un altro profilo di grandissimo rilievo ed interesse. Indubbiamente non può esserci, come purtroppo ho letto anche di recente, non può esserci un licenziamento del lavoratore. Perché non può esserci il licenziamento? Perché, guarda caso, il licenziamento per inidoneità sopravvenuta è ascrivibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questo è stato ribadito da una nota dell'INN, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, abbastanza recente. Dunque c'è il blocco dei licenziamenti, rientra nel blocco dei licenziamenti quantomeno fino al 31 marzo 2021 e assai probabilmente anche fino al 31 giugno 2021. Quindi non si può licenziare, ma indubbiamente c'è un problema di sospensione del rapporto di lavoro. Io mi fermerei qua perché mi pare di aver già messo sul campo appunto quello che è il mio orientamento rispetto a questa tematica molto scottante, molto attuale. Grazie. Oh, grazie mille Marco. Hai veramente chiarito in modo assolutamente trasparente com'è lo stato dell'arte, perché effettivamente, al di là di quella che è la tua opinione, che ritengo decisamente fondata, ma effettivamente è un problema su cui ci stiamo un po' incespicando. E soprattutto alla luce del fatto che il medico competente indubbiamente ha ripreso un valore dentro questa storia che non aveva fino a poco tempo fa, perché il datore di lavoro non può prescindere dal suo aiuto per quanto riguarda, giustamente come accennavi, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che io ritengo necessario anche per un altro motivo, laddove sia stato costruito un modello di organizzazione e gestione, temo inevitabilmente, onde evitare che prima o poi l'impresa venga anche chiamata a rispondere, ci sia una necessità di questo adeguamento. Per farla breve, qui a Verona, io parlo da Verona, qui a Verona c'è un'indagine penale ormai da quasi 6 mesi per quanto riguarda i decessi. Oltre il 30% delle persone assistite dentro le RSA che si occupavano di persone non autosufficienti. Non sappiamo come finirà questa indagine. Per ora che ci risulti sono solo stati acquisiti i documenti, ma può essere che questa indagine sopravvenuta diciamo questa situazione così emergenziale che stiamo ancora vivendo, vada a mettere il naso su come tra il marzo del 2020 e successivamente, una volta istituiti i protocolli di sicurezza e condivisi col comitato laddove sia stato costituito, hanno effettivamente implementato aggiornamenti del DVR e di conseguenza anche del modello di organizzazione e gestione. È un problema che temo ci si porrà. Comunque, per introdurre la relazione del professor Luciano Romeo, dell'amico Luciano,
Volevo anche introdurre un'altra questione, e cioè il problema della privacy dei dati sanitari nei confronti del datore di lavoro. Una questione abbastanza spinosetta, per cui sono andato a vedermi un pochettino, visto che mi occupo da un paio d'anni di GDPR, vedere che cosa ci poteva dire da questo punto di vista il GDPR sulla possibilità di trasmettere questi dati. Sono inciampato all'inizio in un considerando, il quarto considerando il GDPR, che dice: il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità sancito dal GDPR. Quindi ci sta aprendo una finestra, ma non solo. L'articolo 9, che è stato tra l'altro oggetto di intervento del Garante della Privacy alla fine del 2019, quindi prima dello scoppio del Covid-19 e quindi in tempi non sospetti, al paragrafo 2 lettera H ci dice che può essere legittimato il trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro laddove intervenga un professionista, cioè il medico competente, nel nostro caso, per finalità di medicina preventiva e di medicina del lavoro e valutazione della capacità lavorativa del dipendente. Questa questione del dato personale è abbastanza importante perché da un po' di tempo stiamo osservando un intervento molto più pregnante del Garante per quanto riguarda il sanzionare situazioni di sforamento rispetto alla protezione di questi dati. Aggiungo, prima di lasciare la parola a Luciano, che il medico competente interviene anche laddove necessario per valutare, non solo aiutare a valutare gli aggiornamenti del DVR, aiutare il datore di lavoro nell'eliminazione del rischio, ma in particolare laddove debba valutare con provvedimento comunque ricorribile l'idoneità del parziale o totale del lavoratore in relazione al rischio derivante dal fatto che non si è vaccinato. Ora, tutte queste questioni le lascio al professor Romeo, che ha una competenza non solo come insegnante, ma anche e soprattutto come medico competente e che per questo motivo credo potrà darci delle indicazioni molto interessanti. Grazie, la parola a te, Luciano. Bene, grazie dell'invito. Il mio discorso si baserà su due punti che sono stati già affrontati dal professor Lai e anche dall'avvocato Tirelli, e cioè la valutazione del rischio e il giudizio di idoneità. Allora, la valutazione del rischio è un'attività obbligatoria del datore di lavoro a cui partecipa obbligatoriamente anche il medico competente. In questo caso si tratta di un rischio biologico, quindi si deve applicare quello che è previsto dal titolo 10 della legge, del decreto legislativo 81 del 2008, e questa valutazione è una valutazione obbligatoria, contrariamente a quanto indicato inizialmente dalla Regione Veneto nel marzo del 2020, in cui si diceva che non è necessario fare la valutazione. In realtà poi è stata smentita questa questione e è stato confermato l'obbligo di fare questa valutazione, anche perché il coronavirus, inizialmente classificato, inserito in classe 2, in realtà è stato poi successivamente inserito in seguito alla direttiva della Comunità Europea del giugno 2020 in classe 3, cioè un agente biologico in grado di costituire un grave rischio per la salute dei lavoratori. Quindi vi è l'obbligo di valutazione. Vi sono sicuramente realtà lavorative in cui questo è un rischio specifico, ad esempio l'attività
ospedaliera, l'attività sanitaria in generale, l'attività svolta nell'RSA e altre. Questo è dimostrato anche dal fatto che, ad esempio, all'INAIL sono arrivate 148.000 denunce da infortunio lavorativo per Covid-19 e 2/3 di queste riguardano il settore e l'ambito sanitario. Tenete conto che nel marzo 2020 e aprile 2020 le denunce pervenute all'INAIL da strutture sanitarie per infortunio lavorativo conseguente a Covid-19 sono state del 500% circa rispetto all'anno precedente. Quindi effettivamente questo è un rischio rilevante in queste realtà. Può essere un rischio generico aggravato in altre diciamo, situazioni lavorative, dove c'è contatto con il pubblico, ad esempio. Allora, di fronte alla certezza della presenza di un rischio, il datore di lavoro deve intervenire e adottare tutte le misure necessarie di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A questa attività partecipa chiaramente come collaboratore il medico competente, il quale può dare indicazioni di quali sono le misure più efficaci nel contrastare il contagio e quindi tutelare i lavoratori nei confronti della malattia o dell'infortunio. Il medico competente chiaramente cosa proporrà la vaccinazione. La vaccinazione come elemento di prevenzione primaria che quindi ha un valore maggiore rispetto a tutto quello che è stato messo in atto finora, cioè l'utilizzo di dispositivi di protezione, le varie misure igieniche previste, il distanziamento e così via, che rientrano però negli interventi di prevenzione secondaria. Quindi si darà il privilegio e in più importanza a questo tipo di intervento. A questo punto però bisogna capire come ufficializzare questa cosa e bisogna fare chiaramente una modifica al DVR. Cioè nel DVR il medico competente dovrà inserire tra le misure necessarie a prevenire la comparsa di patologie conseguenti all'esposizione a SARS-CoV-2 anche il vaccino specifico. Cosa succede? Il medico poi dovrà valutare il lavoratore e dovrà stabilire se questo lavoratore è idoneo o no allo svolgimento dell'attività lavorativa. Nel momento in cui il lavoratore non risulta vaccinato, questo potrebbe risultare un soggetto a rischio e quindi il medico competente può decidere di ritenere questo lavoratore temporaneamente non idoneo all'attività lavorativa. Oppure può limitarne l'attività, cioè può fare alcune mansioni, può svolgere alcuni compiti, ma non può svolgere quelli che sono particolarmente a rischio. L'altra possibilità è che il medico competente sospenda il giudizio e dica: non sono in grado di esprimere il giudizio perché non ho tutti gli elementi che io ho preso in considerazione e che ho indicato come validi per poter contrastare la diffusione della malattia. E a questo punto il datore di lavoro potrebbe avvalersi dell'opportunità di ricorrere alla commissione pubblica ex articolo 5, che può decidere se il lavoratore è idoneo oppure no allo svolgimento di quell'attività senza aver avuto la vaccinazione. Quindi si ipotizza in questi casi o una inidoneità definitiva o una sospensione dell'idoneità al fine di capire poi come gestire la situazione. Ecco, tenete conto che vaccinare vuol dire proteggere il soggetto, il lavoratore, rispetto a possibili contagi, ma vuol dire anche proteggere l'utente. Scusate. C'è quindi anche il problema della tutela dei terzi. Allora, il medico competente è già coinvolto in parte in questo tipo di problema quando deve affrontare l'idoneità lavorativa di soggetti che svolgono particolari attività con riferimento all'abitudine alcolica e con riferimento all'utilizzo di sostanze stupefacenti. In questo caso il medico stabilisce che un lavoratore può essere idoneo o no alla mansione sulla base o meno del risultato degli accertamenti specifici che vengono fatti. Quindi potrebbe esserci anche un motivo di inidoneità temporanea, parziale, dovuto al fatto che
il vaccino, la mancanza del vaccino può costituire un rischio verso i terzi, quindi verso la comunità. C'è da dire inoltre che il vaccino è anche utile per poter garantire il proseguimento di una normale attività, soprattutto per esempio in ambito sanitario, perché è chiaro che se troviamo un certo numero di soggetti che che si infettano, questo poi va a compromettere, diciamo, l'attività lavorativa. Quindi io ritengo che il vaccino, soprattutto nelle categorie di lavoratori che svolgono i propri compiti, le proprie attività in ambito sanitario, debba essere effettuato. E l'unica possibilità che il datore di lavoro ha è quella di rifarsi al giudizio del medico competente, il quale appunto può decidere quello che vi ho già detto, cioè stabilire che il soggetto può essere temporaneamente non idoneo, stabilire che il soggetto è limitato nello svolgimento, cioè è idoneo ma non a svolgere tutte le attività, oppure decidere di non formulare un giudizio, di tenerlo sospeso e di inviarlo alla Commissione Pubblica per una valutazione, la quale poi deciderà cosa fare. Quindi direi che non ci sono altre possibilità. Questo è, diciamo, l'approccio che così si condivide tra colleghi. Tenete conto che questo tipo di approccio è già stato preso in considerazione ed è già attuato, ad esempio in Emilia-Romagna, dove esistono delle linee guida per il rischio biologico negli ambienti sanitari, con riferimento alla tubercolosi, a malattie come il morbillo, la rosolia e così via. E anche e l'epatite B. Anche in questo caso, se il soggetto non è vaccinato, ad esempio per l'epatite B, è previsto che il medico competente non lo renda idoneo allo svolgimento delle attività più a rischio, o non lo renda completamente idoneo se l'attività comunque comporta lo svolgimento di attività a rischio e non può fare non si può fare altrimenti. Quindi ecco, è già previsto, è già attuata questa cosa, quella di dire che il soggetto che non è vaccinato non può svolgere certe attività. Ecco, direi che per quanto mi riguarda le cose che dovevo dire le ho dette, adesso aspettiamo eventualmente commenti e domande. Benissimo, grazie Luciano, è stato veramente interessante. Le domande stanno arrivando, quindi invitando anche gli altri che sono collegati in questo momento a porre tutte quelle che gli vengono in testa, perché abbiamo qui due esperti che penso possano darci parecchia luce per quanto riguarda il lavoro che dovremo svolgere nei prossimi mesi. Inevitabilmente dovrà inciampare su questa questione finché non ci sarà un'idoneità sufficiente a, diciamo, avere quella immunità di gregge di cui si sente parlare ormai da un anno. Pongo la prima questione che riguarda in particolare il professor Romeo, mentre la seconda riguarderà soprattutto il professor Lai. Allora, Alessandra dell'RLS CRA di Cittadella dice: il ruolo centrale del medico competente è indiscutibile, ma come ci si pone se il medico vuole definire idoneo chi fa il vaccino mentre non si riconosce l'idoneità acquisita avendo fatto la malattia? Allora l'idoneità la fa il vaccino e non l'immunità acquisita. È così? La parola al professor Romeo. Ma direi che forse varrebbe la pena di valutare con un esame sierologico quello che è il titolo anticorpale. Se vi è un titolo anticorpale sufficiente, si potrebbe anche pensare di rendere il soggetto idoneo. È previsto che i soggetti che si sono ammalati siano vaccinati quantomeno con una dose. C'è da dire che il titolo anticorpale può scendere e noi non sappiamo esattamente quanto possa durare la protezione. Quindi si può anche stabilire una idoneità completa in un primo momento, verificato il titolo anticorpale, ma prevedere eventualmente un controllo periodico a distanza di 3-6 mesi e capire se rimane o no questa protezione, perché nel caso non vi fosse sufficiente protezione potrebbe essere necessario, come è previsto peraltro, effettuare una dose di vaccino sufficiente a richiamare, a risvegliare il sistema immunitario e a produrre anticorpi.
Quindi questo, scusami Luciano se non ho capito male io, questo significa che potrebbe esserci un'idoneità anche a prescindere dal vaccino, o ho capito male? Sì, un'idoneità che però riterrei temporanea, nel senso che dovrebbe essere poi confermata nel tempo, a distanza di 3 o 6 mesi, con l'effettuazione della determinazione del titolo anticorpale. Se il titolo anticorpale è ritenuto poi anche a distanza di tempo positivo, si può continuare così, altrimenti si può ricorrere, secondo il mio punto di vista, ad un richiamo con la vaccinazione. Ok, chiarissimo. Altra domanda per il professor Lai. Nel caso in cui, ma l'aveva già accennata Marco, ma adesso gli si chiede una risposta precisa. Nel caso in cui il medico competente ritenga un lavoratore non idoneo temporaneamente causa la mancata vaccinazione, non trovando altre mansioni a cui adibirlo, lo sospende. L'azienda è obbligata a retribuirlo normalmente o no? Questa è come posso dire, la questione delle questioni. Allora, come posso dire, qui può svolgere un ruolo molto importante la contrattazione collettiva, ma la risposta è no, non è obbligata, cioè nel senso di dire che dal momento che la sospensione del rapporto di lavoro non è imputabile al datore di lavoro, questo è il punto. C'è anche c'è sentenza, ci sono sentenze recenti, cito, c'ho qui sotto mano, Cassazione 27 maggio 2019, numero 14.419, che dice che la sospensione non imputabile al datore di lavoro non dà diritto alla retribuzione. Quindi ecco, sapere che ci può essere anche una sospensione senza retribuzione. Questa è una possibilità alla luce di quello che è l'orientamento della giurisprudenza, della Cassazione recente. E quindi si pone il problema di capire se la contrattazione collettiva può prevedere qualcosa al riguardo, appunto, nel senso che, come posso dire, ci sono state delle proposte che mi paiono abbastanza ancora molto incerte. Ad esempio, si potrebbe, se del caso, utilizzare la cassa Covid in questo caso? Si potrebbe, ripeto, sono soltanto, proposte molto, come posso dire, avveniristiche che sono state formulate da qualche operatore del diritto, appunto, però che non hanno un riscontro normativo certo. Oppure, ecco, può incidere anche sul tema del comporto per malattia, questo cioè, quali sono le forme? Il problema è questo, che, allora, fermo restando che credo di essere stato chiaro, non vi è un obbligo, dal momento che la sospensione del rapporto non è imputabile al datore di lavoro, per la giurisprudenza prevalente non c'è un obbligo di retribuzione in caso di sospensione. Così stanno le cose. Dopodiché si tratta di capire se la contrattazione collettiva voglia prevedere, o la bilateralità, prevedere dei casi di intervento. E peraltro, come posso dire, qui è importante essere certi, qui stiamo parlando di una persona, di un lavoratore, una lavoratrice che rifiuta in maniera deliberata la vaccinazione e quindi ha un giudizio di inidoneità. È diversa, a mio avviso, la situazione del lavoratore e della lavoratrice che non può farsi vaccinare. Questo è un altro profilo. Cioè, nel senso di dire che, chiaramente, il giudizio del medico competente, ecco perché è importantissimo il ruolo del medico competente, perché nella prospettiva il medico competente dovrebbe sviluppare proprio quest'opera anche di convincimento dei vantaggi della vaccinazione rispetto agli svantaggi della vaccinazione, però deve tener conto del caso concreto che ha davanti.
e le persone non sono tutte uguali, cioè ci sono persone che vogliono farsi vaccinare ma non possono farsi vaccinare. In questo caso il lavoratore comunque è inidoneo, ma è alla stessa stregua del lavoratore che non vuole farsi vaccinare? Secondo me no. E quindi anche questo senza retribuzione? Direi di no, cioè nel senso che è chiaro, quindi questo giudizio di inidoneità va calato rispetto al contesto specifico e alla persona specifica che hai davanti e al tipo di mansione che fa, perché una cosa è fare il chirurgo che non vuole farsi vaccinare, altra cosa è il centralino del CUP che non vuole farsi vaccinare, cioè bisogna rapportarsi alle singole mansioni. E poi c'è un altro profilo, se mi permettete, che credo che spero debba essere risolto, appunto, ancorché si vada auspicabilmente rapidissimamente verso una campagna vaccinale molto estesa, c'è il rapporto tra medici pubblici e medici competenti, che è un tema di grandissimo rilievo, nel senso che al momento la vaccinazione viene fatta principalmente da medici pubblici. Ecco, si tratta di capire appunto invece che questa vaccinazione per essere di massa deve essere fatta, ed è molto più importante che ci si possa vaccinare anche negli ambienti di lavoro, no? Perché è il medico pubblico che in qualche modo cerca di convincere e una volta che c'è il consenso informato del lavoratore può anche vaccinarlo, quindi senza fare tutte quelle trafile, però questo pone tanti vantaggi ma anche qualche problema, insomma, no? Quindi questi, che riguarda più l'aspetto organizzativo. Ecco, però mi limito al mio campo di intervento perché non mi voglio estendere oltre rispetto, spero aver risposto in maniera chiara alla domanda che è stata fatta. No, sei stato chiarissimo Marco, assolutamente. Posso precisare una cosa, Massimo? Prego. Sì, allora sono d'accordo con il professor Lai, effettivamente, forse prima non l'ho detto, il giudizio di idoneità è relativo alla mansione specifica che viene svolta, quindi noi potremmo distinguere all'interno, ad esempio, di strutture sanitarie, mansioni più a rischio e meno a rischio, e quindi poi tarare il nostro giudizio sulla base della mansione effettivamente svolta e del rischio effettivamente che il lavoratore ha effettivamente. Poi c'è il discorso dei soggetti che vorrebbero vaccinarsi ma non possono. In questo caso ci possono essere soggetti che per motivi di salute non possono vaccinarsi e altri soggetti che non sono responder, cioè non rispondono producendo anticorpi protettivi. È chiaro che questi dovranno essere trattati in modo differente, cioè non saranno idonei ma non potranno essere sospesi, per questi andrà cercata una collocazione differente nell'ambito della struttura ambientale e lavorativa. Bene, pur non essendo, non avendo mai parlato insieme, siamo totalmente... D'accordo. Ecco, e poi per quanto riguarda i vaccini negli ambienti di lavoro, ormai penso che sia imminente, cioè toccherà anche ai medici del lavoro vaccinare. E penso che tutto verrà fatto però con la supervisione dei dipartimenti di prevenzione, perché esistono chiaramente dei problemi. Non è così semplice, non è che si possa andare in azienda e vaccinare così tranquillamente, perché esiste il problema della conservazione del vaccino, che deve essere conservato a temperature differenti a seconda della tipologia del vaccino, della preparazione dello stesso, della somministrazione. Ci deve essere un locale adeguato, ci deve essere anche una possibilità di intervenire in caso di reazioni avverse. Quindi non è semplice, ma penso che questo debba essere fatto e assolutamente la vedo positivamente come cosa, cioè il medico competente. Tenete conto che ci sono in Italia 5.000 medici del lavoro e che controllano circa 15.000 lavoratori, quindi il bacino d'utenza è enorme e sarebbe un grossissimo contributo alla campagna vaccinale. Quindi io credo che si debba fare, che però vada fatta con le adeguate precauzioni, procedure, in ambiente adeguato, e tenuto conto anche che c'è un problema poi di responsabilità se il medico, per sfortuna, insomma, magari ha qualche problema e succede che il soggetto ha una crisi anafilattica e magari non si riesce poi a recuperarlo. Quindi ci deve essere un sistema che potrebbe essere, non so, pensare a una convenzione con la Croce Rossa italiana, comunque con le strutture sanitarie pubbliche, che consentano al medico di lavorare in tranquillità.
potrebbe anche essere che si cerca una struttura, magari in un ambito territoriale industriale, pubblica, dove si mette a disposizione del medico competente sia la struttura, sia gli infermieri, sia chi segue la parte burocratica, che non è una parte poco rilevante, perché fare il vaccino ci si impiega 30 secondi, un minuto al massimo, però ci vuole un quarto d'ora per raccogliere tutte le informazioni e poi per trasferire i dati anche a livello centrale, in modo da avere poi il quadro completo di tutti quelli che sono stati vaccinati. Benissimo, grazie. Si stanno accumulando le domande, per cui cercate per favore di dare delle risposte abbastanza brevi, solo per il fatto che così lasciamo una risposta a tutti coloro che le hanno poste. Qui c'è una domanda un pochettino feroce. Chi è responsabile dei danni personali da vaccino qualora sia indotto, usa questa parola chi fa questa domanda, dal datore di lavoro al fine di non perdere l'idoneità, la vaccinazione stessa? Allora, qui mi può solo venire in mente una serie di casi che sono successi in passato relativamente al fatto che poi c'è stato un intervento dello Stato ai fini risarcitori a questo punto. Però ovviamente ci sarà anche una responsabilità dell'azienda che ha distribuito il vaccino. Ci può essere una responsabilità del datore di lavoro? Nella parola indotto trovo un attimino di ambiguità, ma lascio la risposta, direi al professor Lai. Sì, allora fermo restando che anche l'esperienza dell'avvocato Tirelli, appunto, credo che possa essere molto utile più di quanto possa dire io. Allora, se non ho capito bene la domanda, cioè non è tanto la domanda del fatto appunto che se uno ha degli effetti, cioè, perché le questioni sono due domande, vediamo se lo capite bene. Allora, qual è il profilo appunto del lavoratore che si fa vaccinare e poi ha degli effetti? Questo è un profilo di strettissima attualità stante quello che sta succedendo e appunto però bisogna ricondurle. Ecco, questo è un primo problema. Poi però ce n'è un altro. L'altro problema è quello di dire il lavoratore che non si fa vaccinare e continua a lavorare e contagia un altro lavoratore o un paziente, facciamo l'esempio di una casa di riposo, eccetera, a che tipo di responsabilità può andare incontro? Questa è un'altra questione. Allora, la domanda si riferiva solo al primo caso che hai detto. Okay. Va benissimo, no, va benissimo, perché credo che sia inevitabile anche il profilo che hai affrontato. Ecco, appunto, nel senso che sul primo caso mi pare che allora possiamo solo aggiungere questo allora, la tiepidezza anche della politica a scrivere in maniera esplicita un obbligo di legge, e credo che sia dovuto anche alla paura di avere azioni di risarcimento, no? Quindi questa è una verità, mi pare, lapalissiana. Non c'è dubbio. Ecco, per cui è questo il motivo per cui tutti gli Stati europei la vaccinazione è fortemente raccomandata, ma non è posto come obbligo, perché altrimenti questo darebbe luogo. Questo si pone però il problema dei profili di responsabilità anche dei soggetti vaccinatori, cioè nel senso di dire che non è che uno, tutti ci diamo una mano per cercare di fare questa campagna e poi quelli che più si impegnano anche sotto profilo volontario poi sono chiamati, no, qui ci sarà qualche profilo anche di responsabilità che deve essere in qualche modo salvaguardato, però questo è un primo ambito di tematica. L'altro ambito che mi pare altrettanto importante è laddove il lavoratore, ripeto, rifiuti la vaccinazione e continui a lavorare e poi infetti, diciamo, altri lavoratori o pazienti, quali sono i profili di responsabilità? Beh, allora,
Fermo restando che il lavoratore, come ci ha ricordato INAIL con nota del 3 di marzo 2021, è comunque coperto perché c'è un principio di, come diceva prima l'avvocato Tirelli, di automaticità della, della copertura assicurativa, per cui anche in caso di colpa del lavoratore, il lavoratore comunque è coperto dal punto di vista previdenziale e assicurativo. Dice la risposta INAIL che non si configura in quel caso un rischio elettivo, cioè un rischio diverso, scelto, ma anche diverso rispetto all'attività lavorativa. Detto questo, non significa che non si possa individuare delle forme di responsabilità sia nei confronti del singolo lavoratore, laddove però è molto difficile provare che il contagio di altri sia dovuto appunto a lui. Forse è più, in qualche modo, meno complesso, diciamo così, dimostrare una responsabilità dell'organizzazione aziendale, quantomeno del datore di lavoro, che ha consentito di lavorare pur un lavoratore che appunto ha rifiutato la vaccinazione, quindi è stata una scelta che anche l'organizzazione aziendale ha consentito. Ecco, come posso dire? Quindi mi pare che i profili di responsabilità sono difficilmente dimostrabili come responsabilità del singolo lavoratore, perché bisogna provare tramite indizi precisi e concordanti che, diciamo, l'infezione è stata causata proprio da quel lavoratore, l'unico che non si è voluto vaccinare, quindi cosa molto difficile. Mi pare invece meno, diciamo, per certi versi più facile poter affermare un principio di responsabilità civile, quantomeno del datore di lavoro, dell'organizzazione che ha consentito comunque lo svolgimento di lavori in attività che possono esporre a rischio al lavoratore che ha manifestato la sua volontà di non farsi vaccinare piuttosto che invece andare verso un giudizio di inidoneità del lavoratore. Ecco, io vorrei, rispetto a questo tema che mi pare centrale della inidoneità, vorrei soltanto precisare e completare il mio intervento prima, che va in qualche modo a integrare anche l'intervento del medico del lavoro che ha parlato prima. Penso che tenete conto che, peraltro, al di là della sospensione del giudizio da parte del medico competente a cui si può ricorrere al comitato di cui articolo 5, da tener conto che anche però, ricordiamoci che anche nei confronti dei giudizi di idoneità o inidoneità del medico competente ci può essere ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni. Quindi questa è un'ulteriore strada che può essere data per suffragare diciamo, l'importanza della vaccinazione. Ecco, questo è un altro aspetto che a mio avviso merita prendere in considerazione. Sì, sono d'accordo anch'io. Prima non l'ho detto, effettivamente il lavoratore entro 30 giorni può ricorrere verso il giudizio di idoneità espresso dal medico. Questo giudizio potrà essere confermato oppure no dalla commissione e prevale chiaramente il giudizio finale della commissione su quello del medico competente. Quindi si può quindi decidere che il medico esprime un giudizio di inidoneità totale o parziale, temporanea o permanente, e il lavoratore può, se non è d'accordo, può rivolgersi alla commissione entro 30 giorni da quando riceve il giudizio di idoneità. L'altra strada è quella che il medico competente possa sospendere il giudizio e dire invio direttamente alla commissione ex articolo 5, poi i componenti sono sempre gli stessi più o meno delle due commissioni, che valuterà se definire idoneo o non idoneo il lavoratore. Ottima precisazione, perché c'è un utilizzo anche abbastanza, diciamo, per quella che è la mia esperienza, insufficiente di questi due sistemi di impugnazione degli eventuali decisioni del medico competente, che a volte, e non me ne voglia Luciano, sono un attimino, come dire, un po' troppo vicini a quelli che sono i desiderata del datore di lavoro. Ecco. Può essere. E comunque volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che aveva detto il professor Lai, parlando di un caso che ancora adesso occupa molti tribunali, e cioè che negli anni 70 ci sono stati dei casi di utilizzo di sangue infetto che ha determinato poi un contenzioso mostruoso
non solo relativo al fatto che è stato indennizzato in forma di legge, ma un contenzioso mostruoso nei confronti del Ministero della Salute, perché non erano stati attivati protocolli che erano a livello comunitario ormai patrimonio scientifico in materia di valutazione del sangue che veniva utilizzato. E probabilmente è uno dei motivi, 70.000 cause ha subito il Ministero della Salute, per quanto mi consta, uno dei motivi per cui l'obbligatorietà del vaccino non viene così automaticamente approvata. Aggiungo altre domande, qui vi chiedo, siccome si stanno accumulando un po' di risposte più veloci, se possibile, visto che fare il vaccino non garantisce che non ci sia il contagio, non può essere una soluzione sottoporre a controlli tipo tamponi se il dipendente non si sente di fornire il consenso per la vaccinazione, cioè sostanzialmente sottoporre continuamente il lavoratore a tamponi per poterne valutare il rischio o meno. Ma insomma mi pare una strada un po' difficile da percorrere, tenuto conto che esiste uno strumento che ci consentirebbe di superare la questione. Quindi effettuare tamponi con elevata frequenza a numerosi soggetti, dipendenti, lavoratori, si fanno comunque, credo, perché il vaccino non è che poi elimini il rischio di contagio, di contagiarsi, di contagiare gli altri. Sicuramente quello che elimina sono gli effetti gravi della malattia e chiaramente chi non si ammala gravemente ha una carica virale bassa, però non penso che sia questa la strada comunque. Ok. Se mi si consente, scusate, se mi si consente una piccola precisazione, perché forse questo è un tema, a mio avviso, mentre non vi è, almeno per legge, un obbligo di vaccinazione, c'è invece un obbligo per i lavoratori di sottoporsi a controllo sanitario. Quindi, come posso dire, la richiesta del tampone, ora nel caso concreto no per i motivi che è stato spiegato, però volevo prendere l'occasione per dire che il lavoratore che non si sottopone ai controlli sanitari disposti dal medico competente, che possono ricomprendere anche esami clinici, biologici e indagini diagnostiche, ai sensi dell'articolo 41,4, si espone a due profili di responsabilità. Da un lato la responsabilità, diciamo, ai sensi del decreto 81, nel senso che l'articolo 59 sanziona proprio il lavoratore che non si sottoponga ai controlli del medico competente, dall'altro però può esporlo anche a un profilo di responsabilità sul piano disciplinare, quindi questi sono aspetti che meritano una precisazione, insomma. Sì, certo, ti confermo Marco, ho visto più di un caso di licenziamento confermato dal giudice del lavoro per questi motivi, reiterazione di rifiuto di sottoporsi a questo tipo di disposizioni. Accorpo due domande perché mi sembra che abbiano una certa attinenza e le pongo tutti e due. Se qualcuno per motivi personali non volesse fare il vaccino AstraZeneca e, domanda 2, il lavoratore può non sottoporsi al vaccino ponendo quindi la questione dei diversi tipi di vaccino che sembrano offrire o che offrono concretamente maggiori garanzie? Mi pare che non ci sia la possibilità di scegliere. Direi nelle strutture sanitarie si è usato Pfizer e adesso nelle altre attività si usa AstraZeneca. Direi per quanto riguarda l'efficacia è discreta anche per gli altri vaccini, perché l'AstraZeneca dà una efficacia intorno all'82% se si fa la seconda dose, il richiamo a distanza di 10-12 settimane. Peraltro l'efficacia vuol dire che non è che una persona sia meno protetta dell'altra, vuol dire che alcune persone non producono anticorpi mentre altre li producono. Se ci passa una percentuale su un totale di 100 persone, una decina di persone potrebbero non produrre anticorpi in modo sufficiente. E lì si potrebbe anche pensare eventualmente a un richiamo, cioè verificare quindi periodicamente il titolo anticorpale dopo aver somministrato i vaccini
e nel caso in cui questo non fosse sufficiente, non vi fosse una risposta, si potrebbe anche pensare di ripetere un richiamo ulteriore al fine di stimolare il sistema immunitario. Chiarissimo, grazie Luciano. Questa è una domanda per il professor Lai invece. Gliela metto giù poi e va un po' interpretata perché forse non era stata precisissima. Qual è la sorte giuridica del provvedimento del datore di lavoro laddove il documento di valutazione dei rischi non sia stato tempestivamente aggiornato? Suppongo che chi l'ha fatta si riferisca al provvedimento del datore di lavoro di tipo probabilmente disciplinare nei confronti del lavoratore, laddove il DVR non abbia tenuto conto dei nuovi rischi e quindi non abbia subito quell'aggiornamento che è previsto dall'articolo 29, credo che si riferisse a quello. Beh, allora, se si conviene, mi pare che si convenga, dopo il dibattito dell'anno scorso, che la valutazione dei rischi debba essere quantomeno integrata alla luce delle misure previste dai protocolli, il datore di lavoro che non aggiorna barra integri il documento di valutazione dei rischi viola l'articolo 29,3 del decreto 81, quindi si espone alle sanzioni di cui l'articolo 55, quindi perché è una incompleta valutazione dei rischi, cioè le sanzioni a carico del datore di lavoro, che sono anche sanzioni di carattere penale, che sono nell'articolo 55 del decreto 81, diciamo, riguardano solo il documento di valutazione di rischio, ma anche l'aggiornamento del documento di valutazione di rischio. E in caso di effetto, poi in caso di danno, c'è il profilo anche delle possibili responsabilità, anche dell'RSPP, cioè nel senso di dire che ancorché l'RSP è un consulente del datore di lavoro, però in caso di evento di danno, laddove appunto il danno sia dovuto a una incompleta documento di valutazione di rischi o un mancato aggiornamento del documento di valutazione di rischi, ne risponde poi anche l'RSP e financo il medico competente, laddove abbia, diciamo, predisposto l'aggiornamento. E quindi l'atto successivo all'eventuale provvedimento disciplinare del datore di lavoro che non tenga conto di questi aspetti, direi che è illegittimo, quantomeno nullo, ma nel senso di dire che ecco, mi terrei sul 29,3. Ecco, ricordare che il 29,3 è un obbligo appunto sanzionato penalmente a carico del datore di lavoro. Chiarissimo. Oltretutto la pena è più severa nei confronti del datore di lavoro, sempre in base all'articolo 55,2, se si omette di valutare il rischio biologico da Covid, da SARS-CoV-2, perché è inserito nella classe 3 del rischio biologico, quindi che è un grave rischio per la salute del lavoratore. Ah, certo. Questa è un'altra domanda sempre per il professor Lai. Immagino, abbiamo già risposto, ma brevemente magari lo riassumiamo, evidentemente è una questione che può bruciare. Se è configurabile una responsabilità disciplinare del lavoratore che rifiuti di vaccinarsi senza un giustificato motivo. No, nel senso di dire, contrariamente a qualche giurista molto autorevole ritenga questo, dal momento che lo configura come diciamo riconducibile al 2087, quindi quale obbligo del datore di lavoro a cui poi conseguirebbe di conseguenza l'obbligo a carico del lavoratore, abbiamo detto che al momento, se si segue l'interpretazione che abbiamo dato, non c'è una norma di legge che dia attuazione all'articolo 32,2. Quindi il lavoratore che non vuole farsi vaccinare non deve avere alcun provvedimento disciplinare. L'unica cosa che può avere come conseguenza è un giudizio di inidoneità alla mansione, nei termini di cui abbiamo parlato prima. E se mi permettete, questo è un profilo di grande rilievo che coinvolge anche il ruolo delle parti sociali, dei protocolli, perché ci sono qualche
ne approfitto di dire anche questa cosa che finora non è emersa, però forse è a questo punto di dirla, vedendo anche l'ora, e cioè che sostanzialmente, contrariamente, almeno a mio avviso, contrariamente a quanto una parte della dottrina propone, non è che l'obbligo della vaccinazione io lo posso scrivere nei protocolli, cioè nel senso che questa è una strada, no? Nel senso che qualcuno dice ma non è scritta nella legge, però nei protocolli, nell'aggiornamento dei protocolli si potrebbe prevedere questo. Direi proprio di no, perché a mio avviso la riserva di cui l'articolo 32,2 è una riserva di legge assoluta e come dicevo prima di legge statale, quindi non è che attribuendo questo ai protocolli si può bypassare tramite ad esempio il richiamo che viene fatto all'articolo 29 bis del decreto liquidità che ha previsto, rafforzando il ruolo dei protocolli, che il rispetto dei protocolli costituisce adempimento ai sensi del 2087 del codice civile. Ora, questo è un tecnicismo però molto importante, nel senso che, se mi consentite, proprio 2 minuti netti. Allora, le parti sociali, il sindacato in primo luogo, ha manifestato proprio questa sua responsabilità nella lotta alla pandemia attraverso i protocolli, no? Abbiamo fatto ieri l'anniversario, il 14 di marzo, no? Il primo protocollo condiviso, poi modificato il 24 di aprile. I protocolli poi sono stati richiamati dai vari DPCM, anche l'ultimo, quello del 2 di marzo, che vale fino al 6 di aprile, nell'articolo 4 richiama il valore dei protocolli, quindi i protocolli hanno in questo caso effetto vincolante perché sono stati richiamati dai DPCM. Ecco, sta di fatto che poi appunto nel maggio-giugno scorso è uscita una norma un pochino, per certi versi un po' estemporaneamente, che è l'articolo 29 bis del decreto legge cosiddetto liquidità, poi tramutato in legge 40 del 2020, che ha detto che il rispetto dei protocolli vale ai fini dell'adempimento del 2087 del codice civile. Ciò significa che chi rispetta i protocolli giustamente si presume che sotto il profilo della sua responsabilità civile appunto vada esente, ma il problema non significa essere esente da qualsiasi forma di responsabilità. Ad esempio, la responsabilità penale non si può pensare che sia coperta dai protocolli. Ecco, allora, quindi i protocolli possono svolgere un'importantissima azione di sensibilizzazione, di informazione, di formazione, dell'importanza della vaccinazione che deve passare attraverso il convincimento, ma non possono, diciamo, sostituirsi alla legge. Questo è il mio pensiero, quindi non si può pensare di utilizzare i protocolli per attuare il 32,2. Condivido totalmente. Finiamo qui, cioè sospendiamo le ulteriori domande perché ci sono le ultime due a cui chiedo di rispondere. Questa per il professor Romeo, di cui ne abbiamo già affrontata de facto empiricamente nelle settimane scorse. Come si risolve il problema della privacy tra quanto viene al corrente del medico competente e il fatto di dover poi tener conto di quello che avviene sul territorio dell'azienda o dell'impresa o della cooperativa che deve poi agire. Beh, ci riferiamo, credo, al fatto che il medico competente venga a conoscenza che un soggetto si è ammalato e quindi può essere contagioso. Certo. E quindi questo può creare una condizione di rischio nel momento in cui il lavoratore si rechi in ambiente di lavoro. È chiaro che qui scatta l'allontanamento dall'ambiente di lavoro e comunque il medico competente è coinvolto poi nell'individuare eventuali contatti stretti che il soggetto abbia avuto in ambito lavorativo. Quindi per forza di cose il medico dovrà chiaramente informare il datore di lavoro che vi è un soggetto, suo dipendente, che si è ammalato e per tale motivo è necessario individuare i soggetti che hanno avuto contatti stretti al fine di mettere in atto tutte le valutazioni necessarie per capire se anche loro stessi poi sono ammalati oppure no, insomma. Sì, aggiungo solo, l'avevo solo accennato nell'introduzione del nostro incontro,
che nella prassi numero 55 del 2019 del Garante della Privacy si fa proprio riferimento all'articolo 9 del GDPR, paragrafo 2, lettera H, in cui il medico competente ha questa facoltà di informare il datore di lavoro proprio in ragione del fatto che c'è una preminente e fondamentale esigenza di salute, giusto quella che richiamava Marco Lai all'inizio della nostra chiacchierata. Aggiungo l'ultima domanda, che questa riguarda Marco. Se io sono vaccinato e contagio una persona dopo essere stato vaccinato, cosa può succedere legalmente? Il profilo è di capire, appunto, anche qui è fondamentale la prova, no? Del fatto che un soggetto pur vaccinato appunto ha contagiato un altro soggetto e la cosa deve poi avvenire in ambiente di lavoro. Si presumo, no? Che la domanda sia riguardante l'ambiente di lavoro, quindi sì, probabilmente è il profilo di capire se anche un lavoratore vaccinato non significa che deve dismettere tutte quelle misure di precauzione che sono indispensabili appunto anche negli ambienti di lavoro. Cioè la vaccinazione è la principale arma che abbiamo per combattere, come dicevo, questa guerra in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte. Però non significa che uno che è stato vaccinato poi è tranquillo e deve rispettare comunque tutte quelle 13 misure in cui, se mi consentite, sul versante sindacale, credo che ci sia necessità di capire come funzionano i comitati di monitoraggio dei protocolli, no? Perché il punto più importante, a mio avviso, è il punto 13, che prevede appunto che non soltanto i protocolli, le norme sono scritte per prevenire il contagio nei luoghi di lavoro, ma si prevede anche, diciamo, una sede bilaterale, che è questo comitato di monitoraggio, in cui l'azienda, insieme non solo agli RLS, ma anche ai rappresentanti sindacali, questa è la vera novità rispetto anche al decreto 81, verifichino in maniera continuativa lo stato di applicazione di quei protocolli. E devono farlo nei diversi contesti lavorativi. Ne approfitto anche qui, ci sono due interessantissime sentenze, le prime in assoluto in Italia, che guarda caso è il Tribunale di Treviso, diciamo 2 luglio 2020, e Tribunale di Vicenza, mi pare 23 febbraio 2021, che hanno detto che se questi protocolli sono stati fatti soltanto a livello centrale e non invece nei contesti lavorativi, e non si riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali in questi protocolli, nel caso specifico delle rappresentanze della CISL, si può configurare come comportamento antisindacale. Sono le prime due sentenze fatte proprio nel Veneto da parte di strutture CISL che riconoscono appunto il valore dei protocolli e anche appunto la possibilità di utilizzare l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per diciamo non creazione a livello di contesto lavorativo appunto di questi protocolli. Quindi è molto importante implementare l'azione dei protocolli e soprattutto l'azione dei comitati di monitoraggio che proprio per sviluppare questa azione continuativa non soltanto degli RLS e RLST ma anche dei rappresentanti sindacali sui luoghi di lavoro. Condivido totalmente, anch'io avevo visto le massime di quelle due sentenze, mi sembravano particolarmente interessanti, decisamente. E io mi fermerei qui perché saremmo arrivati alla fine. Devo solo aggiungere, rispetto a tutte le domande di carattere medico-scientifico che sono arrivate, che sono state molte, che saranno poste anche al professor Mantovani nella diretta che CISL Veneto ha organizzato per il prossimo 29 marzo. Credo comunque che ne varrà se ne parlerà anche poi in chi tirerà le conclusioni. Aggiungo solo che passo la parola, credo, a Gianfranco Refosco che nel frattempo si è collegato con noi. Grazie intanto per la grande partecipazione che c'è stata da chi ci ha ascoltato. Bene, grazie. Mi sentite?
Certo. Sì, grazie. Ma innanzitutto un saluto davvero e un ringraziamento all'avvocato Massimo Tirelli, al professor Romeo e al professor Lai, che veramente per il pezzo che ho sentito hanno fatto veramente un'opera molto importante di chiarezza su una serie di temi delicatissimi. Ci stiamo rendendo conto tutti che stiamo andando verso una fase delicata della campagna vaccinale. Abbiamo visto che il governo con le nuove figure che ha individuato ha emanato un nuovo piano nazionale che ha un obiettivo importante, che è quello di raggiungere gradualmente il 500.000 di vaccinazioni al giorno per riuscire a mettere in sicurezza la popolazione, che per il Veneto vuol dire circa 50.000 vaccinazioni al giorno. Ne parlavamo questa mattina proprio, non ho potuto essere presente all'inizio perché c'era un incontro con il presidente della Regione Veneto e l'assessore alla sanità, però questo comporta un grandissimo impegno organizzativo e logistico per riuscire a vaccinare il paese in pochi mesi. C'è anche un aumento progressivo in vista del numero di vaccini che saranno messi a disposizione. Finora la campagna vaccinale è andata a rilento, un po' per le difficoltà organizzative, ma anche perché non c'erano i vaccini. Sapete che è stato approvato anche il vaccino di Johnson & Johnson la settimana scorsa, che peraltro avrà il vantaggio che non serve la doppia, diciamo, il secondo richiamo di vaccinazione, ma basterà una sola inoculazione. C'è anche questa partita importante che si è aperta anche nella nostra regione del coinvolgimento delle imprese nel piano di vaccinazione. Questo lo tengo un po' alla fine perché l'incontro di questa mattina con la regione era proprio su questo, quindi vi aggiorno anche sui risultati. Però ecco, il punto di partenza è che se vogliamo uscire dal Covid, l'unica strada che possiamo percorrere è quella della vaccinazione. Vaccinare il paese, vaccinare non solo il mondo del lavoro, ma anche la nostra società, altrimenti non usciamo da questa situazione che ci vede proprio oggi tornare in zona rossa anche come Veneto e che continua a porre una serie di problemi difficilissimi da superare. Lo sforzo scientifico messo in campo nel corso di quest'anno ha superato ogni aspettativa, perché avere già oggi 4 vaccini approvati a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, penso che gli esperti un anno fa lo dessero con una bassissima probabilità di realizzazione, e invece c'è stato un grandissimo sforzo della comunità scientifica, del mondo industriale, che ci permette a una distanza così breve di avere già gli strumenti per combattere la pandemia. Quindi se noi vogliamo riaprire le scuole e ritornare alla piena frequenza delle scuole, se vogliamo la piena ripresa delle attività economiche, che va assolutamente affrontata con priorità anche con gli strumenti che l'Europa mette a disposizione, se vogliamo tornare a fruire delle libertà individuali di relazione, di incontro che avevamo prima di un anno fa, se vogliamo tornare a una vita normale, l'unica strada da percorrere, e bisogna esserne convinti, è quella della vaccinazione. Guardate, il presidente Zaia stamattina ci dava un dato emblematico da questo punto di vista sulle case di riposo, perché ci diceva che dopo la campagna di vaccinazione che è arrivata ormai dappertutto nelle case di riposo, diceva oggi ci sono 117 positivi contagiati nelle case di riposo, a dicembre si era arrivati al picco di 3.500. Quindi questo non è altro che l'effetto della vaccinazione degli operatori e degli ospiti delle case di riposo. Questa è la strada da perseguire. E per quello che riguarda i temi anche affrontati oggi, va fatta una riflessione molto attenta, soprattutto su una questione. Va data la massima informazione, va fatta un'azione forte di promozione della vaccinazione. Naturalmente va tutelato chi non può vaccinarsi, perché ci sono figure che per motivi medici non possono farlo, e distinguere con molta chiarezza la fattispecie di queste persone che dobbiamo tutelare con particolare attenzione e chi invece sceglie di non vaccinarsi, con i quali va fatta un'azione forte di informazione e di convincimento. E qui c'è una bella riflessione che non facciamo oggi, ma che sarà utile aprire anche come sindacato, quando si mette insieme questo contrasto, diciamo,
fra l'interesse collettivo, la responsabilità di comunità e il diritto individuale, forse vanno, no, anche come diciamo l'ascito di questa pandemia va aperta una vera riflessione su quale deve essere il rapporto e il limite della libertà individuale rispetto alla responsabilità collettiva. Questo è un tema molto molto importante, soprattutto per un sindacato che è stato sempre portatore di diritti di libertà, però non possiamo abbandonare il tema delle relazioni comunitarie dentro alle quali la nostra scelta personale può portare delle conseguenze negative. Per cui questo è un po' un tema che va al di là dell'applicazione giuridica, ma che invece merita un approfondimento anche sugli aspetti etici, valoriali e filosofici della tematica. Per finire, ecco, vi lascio qualche informazione anche rispetto a quello che sta partendo in Veneto rispetto alla vaccinazione nei posti di lavoro. Il percorso è nato la settimana scorsa un po' da una spinta forte del presidente Zaia insieme con Confindustria, che erano partiti con l'idea di fare un protocollo un po' sul modello della Lombardia. Noi come CGIL CISL UIL del Veneto abbiamo chiesto venerdì proprio un incontro non solo con la regione, con CGIL CISL UIL, ma con il coinvolgimento di tutte le parti datoriali, perché il tema è così delicato che non si può pensare di agire su input di singoli pezzi della rappresentanza. Pensate a cosa vuol dire se dovessimo domani vaccinare i lavoratori delle imprese grandi, e lasciare in secondo, come seconda importanza, i lavoratori delle piccole e piccolissime imprese oppure delle imprese industriali più piccole. Quindi serve veramente un forte azione di coinvolgimento. La Regione, noi abbiamo mandato questa richiesta di incontro venerdì, sabato ci ha convocato per questa mattina, quindi evidentemente i messaggi che abbiamo mandato sono stati chiari, sono stati colti anche dalla giunta regionale. Cosa è emerso nell'incontro di oggi? È emerso che la volontà da parte della Regione di fare un percorso di forte coinvolgimento di tutto il mondo produttivo e lavorativo, la volontà della Regione di mantenere un forte coordinamento della direzione prevenzione e dell'assessorato alla sanità su tutto questo processo. Veniva citato prima dal professor Romeo, ma questo è assolutamente fondamentale. Perché? Perché l'impegno è quello di rispettare anche gli indirizzi nazionali e quindi i diritti di precedenza esistenti, che non possiamo mettere in discussione, rispettare tutte le indicazioni che verranno anche dai protocolli nazionali che si stanno ridefinendo, e quindi la Regione non vuole uscire da un piano nazionale. Chiaramente a livello nazionale, come dice anche il nuovo piano, a livello nazionale stabilisce gli indirizzi, le priorità. Alle regioni è dato il compito di organizzare e realizzare il piano, e quindi in questa ottica ci si muoverà. C'è stato il pieno impegno della Regione a coinvolgere anche le rappresentanze sindacali, oltre che le associazioni di categoria che non erano state inizialmente coinvolte. Oggi c'era la rappresentanza dell'industria, della piccola industria, dell'artigianato, del terziario, dell'agricoltura, c'era tutto il mondo produttivo e lavorativo, diciamo, che insieme ha manifestato la volontà di mobilitarsi insieme per vaccinare il lavoro veneto. La Regione si è impegnata ad avviare velocemente, entro già la fine di questa settimana, un tavolo tecnico operativo con i rappresentanti di tutte le parti presenti, perché naturalmente ci sono tutta una serie di temi delicati ed importanti che vanno gestiti. E quindi come funzionerà il flusso non solo informativo ma anche di consegna, conservazione dei vaccini. Ci hanno già specificato che i vaccini che verranno messi a disposizione del mondo produttivo e lavorativo saranno il Johnson & Johnson e l'AstraZeneca, che hanno, da quello che ho capito, da quello che ne so, insomma, anche minori difficoltà di gestione logistica. E quindi si partirà presumibilmente fine di marzo, inizio di aprile, perché questo piano di coinvolgimento delle attività produttive naturalmente avverrà quando il numero di vaccini messi a disposizione sarà tale che la Regione con le sue forze non sarà in grado di gestirlo da solo. Quindi c'è anche una gradualità che va costruita naturalmente. Oltre a questo noi abbiamo chiesto proprio specificatamente
Primo, un confronto con le imprese industriali, con Confindustria, con Confapi, che erano presenti e che hanno manifestato la disponibilità a discuterne con il sindacato, perché quando parliamo di vaccinazione nelle imprese ci sono molti temi delicati da gestire. Per esempio, la vaccinazione vale solo per i dipendenti di quell'impresa o anche per tutte le imprese in appalto o i lavoratori somministrati o i collaboratori che non sono dipendenti, no? Quindi va definito bene il perimetro, va definito bene quelle che sono anche le prerogative del medico aziendale che dovrà essere coinvolto, anche rispetto a queste forme di lavoro che non rientrano nel perimetro aziendale in senso stretto. Però noi riterremo che non coinvolgere i lavoratori che operano presso un'impresa perché non sono formalmente dipendenti sarebbe un'altra forma che potrebbe essere letta come una discriminazione e comunque problematica nella gestione delle relazioni interne. Per il secondo aspetto abbiamo chiesto a tutte le altre associazioni datoriali e quindi quelle dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dell'agricoltura, che questo è anche il momento in cui il sistema della bilateralità può mettersi in campo utilmente per raggiungere anche le imprese che sono caratterizzate da una presenza pulviscolare frammentata. Quindi si apre una fase molto molto complicata che naturalmente dovrà vedere l'impegno non solamente della struttura regionale della CISL, ma anche di tutte le categorie a livello territoriale e regionale e le unioni territoriali per quello di loro competenza. Ecco, però l'incontro, diciamo, ha segnato rispetto alle nostre preoccupazioni della settimana scorsa un avvio positivo, anche con un approccio molto partecipativo da parte della Regione, che ci aspettiamo di vedere naturalmente concretizzato in un confronto serrato proprio sui punti di merito. Ecco, io mi fermo qua e oltre a ringraziare di nuovo i nostri ospiti che hanno fatto un'azione molto utile di informazione e di formazione, ringrazio tutti i nostri sindacalisti, le sindacaliste, gli RLS che hanno partecipato. Vi ricordo molto velocemente la conferenza che faremo lunedì 29 alle ore 18, che è stata già citata prima, con il professor Alberto Mantovani. Fare informazione nei posti di lavoro vuol dire avere un minimo di conoscenze più approfondite di cosa vuol dire il vaccino, di come funziona. Abbiamo visto i danni fatti in questi ultimi giorni da alcune campagne stampa che hanno messo in discussione per molti lavoratori l'adesione al vaccino AstraZeneca su basi completamente infondate, e quindi un momento di informazione è assolutamente necessario. In secondo luogo, noi stiamo nella nostra campagna Vacciniamo il lavoro veneto, lanceremo nei prossimi giorni il video Noi CISL l'abbiamo scelto, che verrà divulgato tramite i social, che proprio è un video che vuole fare promozione, invito alla vaccinazione, una forte azione di sensibilizzazione rispetto a questo percorso che, lo ripeto, è l'unico che ci porterà fuori dalla pandemia. Vi ricordo infine che oggi appunto inizia la zona rossa in Veneto e come in molte altre regioni d'Italia. Abbiamo predisposto un volantino che trovate sui nostri social proprio su uno dei temi centrali riguardanti il lavoro proprio che riparte questa mattina, anche se è un tema che non è mai stato superato fino in fondo, che è quello della conciliazione fra la vita lavorativa e la vita familiare da parte dei genitori lavoratori. Abbiamo fatto un volantino che riepiloga le nuove previsioni del decreto legge 30 emanato sabato scorso e che mirano a dare un'informazione sugli strumenti di tutela, diciamo, di lavoratrici e lavoratori rispetto alla gestione dei figli in questa fase difficile anche di chiusura delle scuole, sperando, ecco, che questa chiusura sia veramente come dire, l'ultima parte del tunnel che abbiamo iniziato ad affrontare un anno fa e che proprio grazie ai vaccini può vederci tornare, diciamo, non solo a vedere la luce alla fine del tunnel, ma anche a uscirne veramente. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie Gianfranco. Grazie.